Adesso è chiaro? È chiaro, Conte ce l'ha ben chiaro questo concetto. Conferenza stampa, conterenza sfampa, cominciamo. Allora, io ringrazio il mio amico Patrick Kendrick, voglio dire che è mio amico, ma in realtà è solamente stima da parte mia nei suoi confronti, che è uno dei commentatori di Paramount Plus, che proprio porta questa clip dove... E poi si accorgerà quando allenerà il Napoli che nessuno è fesso. Qualcuno ha voluto la bicicletta, adesso deve iniziare a pedalare, e a Napoli si dice a nessuno è fesso. E poi chiude con Totò così. Benvenuto Alessandro Ricciardi e benvenuti a tutti i nuovi iscritti, bentornati a tutti quelli della community. Lasciate un like perché siamo già in antivigilia, non c'è tempo da perdere, anche se le altre squadre si fanno questa Champions un po' strana, con troppi gol, non si capisce niente, proprio prestazioni tennistiche. Noi ci vediamo le cose nostre in attesa che gli altri magari escano dalla Champions per concentrarsi sul campionato. Noi vediamo di mettere il fieno in cascina, è una cosa che Conte ci ripete spesso e ci fa capire il concetto più importante, che non è importante in questo momento. Quanto è importante? Non è importante in questo momento parlare di primi in classifica, ma è importante fare altri 3 punti, perché dobbiamo stare là, dobbiamo accumulare fiducia, punteggio, distanza, e quindi importante. La prima domanda però ovviamente è come si gestisce il primo posto. Spostiamoci, così vedete un Conte che ha avuto anche dei momenti di allegria, si è divertito parecchio, e quando si parla di primo posto Conte ci dice è un periodo di assestamento, è vero o non è vero che ci sono state 6 capoliste diverse finora. È chiaro che parlare di primo posto in questo momento non ha alcun senso, altrimenti quando è stato 3 giornate fa che il Torino lotta per lo l'Empoli lotta per lo scudetto, no, e quindi non ha senso. Però è importante stare lì e ci fa piacere perché poi si lavora meglio. Poi si va nel Como di Fabregas, che è stato poi calciatore anche di Conte, e quindi Conte ricorda quando Fabregas era suo calciatore, che era uno curioso, che chiedeva anche il perché di alcuni esercizi, di alcuni allenamenti, quindi già in potenziale era già un allenatore. E Conte dice: io posso dire che il Como è la rivelazione del campionato finora, e ci ripete le ultime 3 partite, insomma, dove potevano vincere anche col Bologna, erano andati in vantaggio di 2-0, poi l'Atalanta, poi il Verona, insomma il Como sta facendo grandi cose. Poi sembra quasi diventare uno youtuber del fantacalcio Conte, che ci racconta, ci cita un pochino di nomi, Nico Paz e poi Cutrone, poi Sergi Roberti, insomma sembra proprio quei giocatori che stanno avendo anche un buon rendimento e ce li cita tutti. Poi si chiede sullo stadio, e la domanda è: ma quanto è importante uno stadio di proprietà? Sembra una domanda fuori tempo, ma è una domanda sempre attuale, perché noi ci fanno sapere di vari progetti, di varie location, così, però ce lo fanno sapere da 8-9 anni, non lo so, una cosa del genere, e niente succede. Quindi è sempre una domanda attuale. E Conte ci dice: sì, siamo un po' indietro in Italia, io avendo allenato anche lì in Inghilterra. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, però non mi piacerebbe nemmeno l'idea di perdere completamente degli stadi storici come il San Paolo Maradona. Qui ci cita San Siro, dice: da giocatore, se non giochi a San Siro non sei un giocatore, e quindi gli dispiacerebbe poi perdere questi stadi storici. Lukaku a che punto sta? Ci parla di un Lukaku che adesso sta facendo gli stessi carichi di lavoro dei compagni, però ha bisogno anche di un lavoro specifico per il tipo di motore che ha, ma già così è un giocatore che sposta gli equilibri. Su Lukaku ci aggiungiamo una notizia che pare abbia comunicato al Belgio che lui non accetta convocazioni, penso fino alla fine dell'anno, insomma probabilmente per mettersi in forma. Sottolineiamola sta cosa, che bello, perché si dà priorità al suo star bene anche in futuro, anche per la nazionale. È un discorso che è giusto, perché tu viaggi, ti sposti, cambi preparazione, non aiuta
al tuo stato di forma tutti questi cambiamenti, quindi resta a Napoli, si mette in forma e poi sarà utile anche per la nazionale. Questo è un discorso interessante, cioè la prossima volta che sentiamo ma quello doveva andare per forza in nazionale, no, evidentemente si può fare, e questa è una frecciatina che lancio anche ad Osimhen. Apriamo questa parentesi velocemente, ha fatto un'intervista, ha detto sì io valgo 100 milioni, sono così, io colì, il valore eccetera eccetera, pare che si sia infortunato. E una cosa tu dovevi capire a Napoli, che non si parla prima, non si parla troppo in fretta, fai quello che devi fare, porta l'offerta da 100 milioni, quello che vuoi tu, e poi parli, perché poi 100 milioni più ci aggiungi il fatto che l'essere problematico a livello caratteriale, ci aggiungi che ti fai male ogni una continuazione, questi 100 milioni non li vari più, caro amico mio, quindi fai le cose tue, noi tifiamo per te proprio a livello egoistico, perché devi essere super valutato e ci devi portare l'offerta quando poi torni da noi. Va benissimo, ci divertiamo, ci guardiamo anche le partite, no, me lo guardo per Mertens perché è bello vedere Mertens, ma va benissimo. Mosca, meno parole, meno chiacchiere, più gol, meno infortuni. Conte poi viene istigato sempre con il Como è una trappola, in cosa si può migliorare. Conte ci parla di alcune scelte magari frettolose, qualche lettura da migliorare, ma che vede dei ragazzi disponibili a crescere, a imparare cose nuove, seguono molto. Questo è l'allenatore credibile, poi ti porta pure i risultati, ragazzi, lo sai. È un vantaggio giocare prima delle altre, e poi la domanda sui capi tra, ovviamente interviene Baldari e dice ma una domanda sola, e allora quale delle due? Vabbè, rispondi a quella là e dice è un vantaggio giocare prima se vinceremo. La risposta è ovvia, ma è giusto una domanda del genere risultare in una risposta del genere, ed è qui che ci dice conta perché contano i 3 punti e non per rimanere prima in classifica. È chiaro che fa piacere. E poi si ritornerà al discorso della pressione, che la pressione io la sento sempre, ed è anche, ci dobbiamo anche abituare a sentirla. Questo in richiamo anche a quello che ci aveva detto in conferenza post Monza, dove lui aveva intravisto un po' di tensione in più nei giocatori che sapevano che quella partita valeva per il primo posto solitario. Ci dobbiamo abituare, la pressione deve diventare anche una sana paura di non entrare in campo poi con presunzione, dobbiamo essere sempre umili, ma poi possiamo anche tapparci le orecchie se questa pressione viene da dei furbetti che lo fanno per coprire la propria squadra. E qua si ritorna al discorso che una cosa è la pressione buona, positiva dei tifosi che vogliono vincere, e ci sta tutta quando mi dicono ma il Napoli deve lottare, sì che deve lottare, ma quando viene da gente che invece l'analisi del Napoli non la fa e semplicemente dice è arrivato Conte quindi il Napoli deve per forza, se no è un fallimento, e lì stai cercando solamente di me, qua la risposta di Conte è precisa, Caniciun e Fes, perché ci porta i 3 punti che portano di solito alla vittoria: la storia, il valore patrimoniale e il monte ingaggi, i 3 punti fondamentali. Perché? Perché la storia, che cosa significa la storia? È famosa la storia, il DNA, il Milan, eccetera, eccetera. Significa che ti porti dietro tutta una serie di poteri politici. Lo dovete capire, lo dovete accettare. Non significa che non si può ribaltare, perché lo abbiamo visto, siamo stati testimoni, si può ribaltare, però non succede sempre. Quindi la storia alle volte ti porta dei punti semplicemente perché sei tu che c'hai più tifosi e più potere mediatico. Il valore patrimoniale perché vuol dire che tu c'hai giocatori più forti, c'hai più strutture, più possibilità, e il monte ingaggi, sempre una questione del valore proprio dei giocatori e della rosa. Quando poi si trovano davanti alla porta, invece di sbagliare, segnano, e quindi gli altri che ci vogliono pedalassero, quelli che ci vogliono mettere la pressione solo per, si mettessero a pedalare. Gli si chiede di Kvara un po' nervoso, Conte dice ma io non ho visto reazioni di Kvaratskhelia, non ho visto reazioni particolari, sicuramente un po' il nervosismo poteva venire dal fatto del cartellino giallo, proprio era un nervosismo per le cose dell'arbitro fondamentalmente, ma gli piace a Conte perché vuol dire che lui è dentro la sfida che ci tiene. È chiaro che io non voglio finire le partite in 10,
quindi bisogna stare attenti. Si ritorna poi alla questione Ultras, le squadre, tutto quello che sta succedendo a Milano, come si vive da dentro, anche il fatto che gli ultra milanesi avevano chiesto l'arrivo di Conte, avevano fatto pressioni, dici non posso farci niente. Se gli Ultras può far piacere, perché se un tifoso mi vuole, mi corrisponde, mi riconosce un valore, anche se rappresento uno di quelli che ha lavorato con l'Inter, ha lavorato con la Juventus. Se mi vuole un tifoso del Milan fa piacere, ma io non conosco nessuno, non ho avuto nessun contatto. E quindi dice: ho letto degli arresti ma non so altro, e poi parte con una serie di chiusure spallettiane, che il calcio è gioia, il calcio dovrebbe rappresentare tutta un'altra cosa per la passione dei tifosi, e non tutto questo. Ovviamente saltella sull'argomento senza andare nello specifico. Conte andrebbe eradicata questa roba così, sotto questo punto di vista. Io apprezzo il De Laurentiis, che vuole avere meno a che fare possibile con certe frange del tifo, e poi in passato ha rappresentato anche una problematica, divisione, spaccature, ma poi quando si è andato anche a miti consigli poi si è chiuso in bellezza. Quindi qua l'argomento è delicato e ci ritorneremo, perché sicuramente non finisce qui. Lo stadio pieno, la passione dei tifosi, che si fa? Si cavalca o ci si isola? Ma la passione è linfa per noi, perché dovremmo isolarci dalla passione dei tifosi? Che cazzo di non vogliamo isolarci, vogliamo cavalcare, dobbiamo essere noi bravi a far continuare questa passione. E la famosa frase della maglia sudata, una frase che secondo me non significa niente, una delle frasi più banali del calcio. La maglia, per essere poliestere, per quello che è, si suda anche se tu la metti semplicemente addosso e non corri e fai un po' di jogging così, la maglia risulterà sempre sudata. È chiaro che è una metafora per l'impegno, per il voler portare risultati, eccetera eccetera. Maglie sudate anche le squadre che retrocedono e che sbagliano gol a porta vuota, non è quello che cambia le cose. L'impegno è chiaro che si vede, al di là della maglia sudata, si vede un impegno diverso, si vede il gruppo squadra fare le cose tutti insieme e darsi una mano, e quello si vede. Rachmani, che di testa, è uscita questa cosa, mi hanno mandato tanti anche in privato, che di testa è meglio di Van Dijk per questo inizio di campionato come abilità aeree nei 5 campionati. Ovviamente la maggior parte dei commenti ma è chiaro, quello c'ha Buongiorno vicino, quando c'aveva Kim vicino pure era bravo, e invece se ci metti qua Jesus eccetera eccetera. Io la capisco questa cosa, è anche vera, ma più che Juan Jesus o Kim vicino, poi stiamo parlando di un'azione individuale, cioè il suo essere bravo di testa non è la questione del posizionamento o dei fuorigioco. Essere bravi di testa dipende da te, non dipende dal compagno che ha. Quello che può portare a un rendimento migliore Rachmani, che io ho sempre definito con il mio amico Angioletto il difensore normale, quindi quando Rachmani fa il difensore normale, non eccezionale come Kim, non bello anche da vedere come Buongiorno, ma normale, è il modo di stare in campo e avere una squadra tutta più corta. Tanto è vero che Conte dice: è vero che i giocatori con me migliorano e lo devono sapere, ma i 48 gol subiti non sono solo colpa della difesa ma di tutta la squadra. Adesso che se subiranno di meno gol non sarà solo merito della difesa ma di tutti gli altri che fanno il primo press. Siamo alle solite, e quindi l'equilibrio. Poi qua Conte continua a parlare in napoletano, dice: non ho mai visto una squadra che tu dici Marò come attacca e poi Marò come difende. No, serve equilibrio, perché poi chi vince di solito è quello che ha la migliore difesa, il primo o il secondo attacco. Conte parla di chi vince, Conte vuole vincere, non penso sia venuto qui a pettinare i parrucchini. Poi una domanda un po' più tecnico-tattica che piace: Lopo, Gilmour possono stare insieme? È possibile vedere anche Anguissa e McTominay a centrocampo? E qua Conte un pochino ci spiega come la vede. Dice: Gilmour è uno che, a proposito, smettete di chiamarlo Gilmour che mi sento male, anche Conte non è Gilmour, è Gilmour. Ho voluto fortemente Gilmour perché è un simil Lobo, è uno che ha le caratteristiche di Lobot, che è uno che mi sta mettendo in difficoltà perché è forte, letture, tutto quello che ha, e giocherebbe se non ci fosse Lobotka davanti. La coppia Anguissa-McTominay non tanto, a meno che non sei
in vantaggio e ti servono i carrozzieri per difendere in un finale di partita. Tu puoi mettere anche Sam McTominay lì, fare legna, e quindi vuoi quelli là più grossi, ma senza la regia che hanno uno tra Lobotka e Gilmour è difficile vedere quella coppia dall'inizio, cioè anche Sam McTominay non si fa calcio con loro due, e quindi abbiamo avuto un'altra certezza per quanto riguarda che insieme Lobotka e Gilmour sì, ma senza di loro anche Sam McTominay non è idea. E poi sulle prossime 3 cosa chiede al Napoli? Può chiedere 9 punti, io chiedo di lavorare, ovviamente il lavoro poi ti porta, se lo fai bene, ti porta alla vittoria, ma dobbiamo essere martelli, e qua ci ripete insomma quello che ha fatto il Como. Perché parliamo prima del Como, non parliamo delle prossime 3 che mi sembra un'assurdità. Il Como che stava per vincere col Bologna, ha battuto l'Atalanta, eccetera eccetera. Poco altro da dire, perché domani affronteremo la questione, perché ho fatto la simulazione e ve la devo portare, sta portando bene, non vi lamentate. Questo era un finale di partita con Politano che stava facendo così, ma riparleremo anche della formazione. McTominay dove va qua, va là, insomma ci divertiamo, perché Conte ci sta facendo vedere 50 moduli tutti insieme all'interno di una partita, e almeno nell'analisi è ancora più divertente. Lo vedo tosto, lo vedo convinto, lo vedo abbastanza sereno, e il Como non si sottovaluta. Sotto questo punto di vista siamo tranquilli che non si sottovaluterà. Se saranno più bravi di noi perché sono frizzantini, bisogna andarli a rincorrere, sono forti, hanno dei giocatori forti, vedremo. Però il Napoli ha tutto quello che serve per affrontare questa partita, e nel frattempo noi guardiamocelo un po' il resto del calcio internazionale, che è importante, perché non esiste solo il Napoli nel mondo, e guardare anche per prendere spunti, per non fare certi errori o per fare le cose buone che a volte ci fanno vedere anche altre squadre. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. I like finali, perché è bello avere la conferenza 2 giorni prima, ci anticipiamo e ci svegliamo presto al mattino. Dai, i like!